Allora, Presidente Silvana Masoni, incominciamo un po' a vedere, intanto mi incuriosisce l'altro ruolo suo istituzionale a livello nazionale con l'economia, con la finanza? No, sono coordinatrice della Commissione Economico-Fiscale per il Veneto. Che cosa vuol dire? A Roma. Praticamente tutte quante le regioni si ritrovano, hanno dei rappresentanti che vanno a Roma circa una volta al mese, ogni 2 mesi, per discutere sulle varie problematiche, sulle proposte di legge, e di conseguenza tutti portano il loro apporto. Non è più una commissione fatta esclusivamente da tecnici di Roma, ma è un nazionale formato da tutte quante le regioni. Quindi è del importante, Veneto. insomma. È importante perché anche l'Italia ha regioni completamente diverse, ci sono situazioni e esigenze anche diverse, e noi portiamo a Roma quello che è il nostro sentire, i nostri fabbisogni, quello che serve a noi per andare avanti, per far progredire questo settore che spesso negli ultimi anni è stato anche un po' bloccato dalle norme, da certe situazioni. Che per il momento non è che sono sbloccatissime, ma no, non sono sbloccatissime, e dirò che personalmente, siccome sono anche coordinatore delle scuole edili del Veneto, personalmente, fatta l'esperienza a Roma, ora che la sto facendo all'interno della regione veneta, ho molte più risposte nel Veneto, sinceramente. Trovo gente molto preparata che non cambia parola. Noi siamo un tavolo dove ci incontriamo tutte le scuole professionali del Veneto e sembra di no, ma siamo importanti perché siamo quelli che formano tutti i ragazzi che poi entreranno nelle nostre aziende, e siamo un tavolo di gente competente, ma soprattutto la risposta da parte dei tecnici della regione, della signora Donazzan, di Santo Romano, i vari tecnici, è molto puntuale, ci ascoltano, parliamo assieme. Concreta, insomma, quindi avete un interlocutore, ecco, questo è importante. Direi che molto più concreta, è più difficile a Roma. Lo vediamo. Allora, cos'è una scuola edile a questo punto? Perché poi il Presidente sottolineava che a volte c'è l'importanza anche di avere aziende che reggano l'evoluzione, la tecnologia, però le aziende sono fatte di persone. Sì. Queste persone non sono più l'operaio di una volta, o sì, o ancora come funziona? No, è completamente diverso. Allora, premetto che noi siamo l'unico settore che ha una sua scuola. Noi, settore dell'edilizia, ha una scuola professionale solo ed esclusivamente per l'edilizia. È un ente paritetico. Io come imprenditore rappresento tutti gli imprenditori e la mia vicepresidenza rappresenta gli operai, quindi il sindacato rappresenta gli operai. Quindi forse perché proprio è un lavoro dove tutte le risorse del settore sono messe assieme, riusciamo anche a capire velocemente quali sono le esigenze del mercato e in maniera altrettanto veloce dare le risposte con la formazione. Ad esempio i nostri ragazzi, io lo dico perché stiamo facendo anche adesso un bellissimo progetto di orientamento presso le scuole medie, no? Perché tanti non conoscono neanche la nostra scuola, conoscono più facilmente l'ENAIP, i Salesiani, però siamo stati anche scelti da ben 30 istituti, scuole medie, scuole tecniche e professionali, per fare questo progetto di orientamento per farci conoscere. Lo abbiamo fatto tutti assieme, tutte queste scuole. Noi siamo stati capofila, è stato un progetto organizzato dalla Regione proprio per dare ai ragazzi, alle famiglie,
la possibilità di comprendere bene quali sono le risorse del territorio, le scuole che abbiamo a disposizione. Ecco, ma è una scuola che prepara dopo le scuole medie, sì, oppure dopo le scuole che... No, allora abbiamo 3 anni di professionali dopo le medie. Dopo c'è un 4º anno per diventare capocantiere. Questo 4º anno noi lo facciamo assieme a Padova, Vicenza e Verona, mentre Belluno lo fa insieme a Treviso e Rovigo è un po' più con noi, insomma. Questo 4º anno ne abbiamo 2 nel Veneto, se no è 1º, 2º e 3º anno. Qual è? Poi se i nostri ragazzi dopo il 3º anno decidono perché nel frattempo siamo riusciti a farli diventare, ad amare la scuola, a fargli venire voglia di studiare, possono attraverso una passerella, fanno un mini corso e possono accedere alla terza geometra, e abbiamo ragazzi che si stanno laureando in ingegneria, in architettura, quindi è un professionale che però ha la possibilità di vari sbocchi anche. Sì, certo. Quindi io dico sempre che il nostro è il mestiere più bello del mondo. Quando parlo ai ragazzi io mi illumino perché dico: dove volete andare? Dentro a una fabbrica? Allora loro ridono. Guardate qua, iniziate un progetto, avete un terreno vuoto, iniziate un progetto e poi vedete il compimento del progetto. È una cosa bellissima, e poi è come leggere tanti libri, no? Io faccio tanti cantieri, è come vivere tante storie. E io mi ricordo che mio suocero mi raccontava proprio questo quando passavamo per il paese, diceva: Silvana, questo l'ho fatto io quando, questo l'ho fatto... E sono veramente tante storie. Il cantiere è una cosa, per chi lo ama, è veramente un mestiere bellissimo. È ancora così, Presidente Cassaro, o è cambiato qualcosa? Per quel che riguarda le esigenze dell'impresa, di chi ci lavora, cioè quello che sta raffigurando la Presidente è veramente vero che fa appassionare e innamorare di una professione. Secondo me il cambio di marcia epocale che è avvenuto, che sta avvenendo da noi e comunque in generale nella società, è che abbiamo bisogno di intelligenza emotiva, come dice Goleman, ok? No? Per cui se tu accendi il cervello su una cosa su cui credi, andrà a 200 all'ora, no? Se no comunque ecco. Allora, servono settori stimolanti, servono settori o diciamo attività che diano questo impulso. Io ritengo che, come diceva Silvana, il nostro da questo punto di vista qua non è secondo a nessuno, anche perché, attenzione, la specializzazione degli addetti ha fatto un salto in alto incredibile, cioè non è il tema, a me piace dirlo, il tema è molto semplice, che chi studia lavora, chi non studia sta a casa, ma non nell'edilizia, in generale. E quindi è necessario specializzarsi. I dati che vi ho dato prima, parliamo che il Veneto abbiamo circa un 6%, 6,3%, voi sapete che il 5% è strutturale, grosso modo, no? Dal punto di vista pratico, vuol dire che ci sono dei settori che già soffrono da questo punto di vista qua, per cui dal punto di vista di trovare degli addetti, ok? Noi abbiamo dalla nostra la possibilità di avere un lavoro che non è più, sì certo è duro se è all'aperto, però non è la figura che avevamo 15 anni fa, 20 anni fa, assolutamente no. C'è stata un'evoluzione della professionalità. Assolutamente sì. Questo è importante. Una preparazione di altissimo livello, perché questo lo richiede un po' il mercato. Sì, leggiamo anche un altro messaggio, prima c'era un messaggio che diceva: costruire impatto zero, questi invece di cantieri saranno pur belli, ma bisogna renderli più sicuri. Se l'edilizia si riprende, vedrete le morti bianche crescere. Qua passo anche questa risposta anche a lei. Questo è il nostro pallino. Noi abbiamo un'organizzazione interna, tutte le scuole ce l'hanno, il famoso CPT che adesso è assieme alle scuole. Noi abbiamo 5 tecnici ogni giorno che preventivamente vanno a fare i controlli nel cantiere gratuiti per fare formazione, per assicurare che i cantieri della nostra provincia di Padova, perché sono territoriali, provinciali, che tutti i cantieri della provincia di Padova rispettino tutte le norme sulla sicurezza. È un lavoro che noi facciamo gratuitamente, di prevenzione. Come viene recepito?
È abbastanza bene, perché i giovani è un magari aiuto. Più semplice, perché è una cultura nascente. È però un aiuto. Abbiamo anche qualche impresa che insomma non ci vede proprio tanto bene, però il nostro è proprio un aiuto che vogliamo fare per le imprese. A proposito di questo, noi abbiamo organizzato l'anno scorso assieme all'INAIL di Padova e alla Formedil nazionale, abbiamo organizzato l'asseverazione di ben 18 imprese. Cosa vuol dire questo? È un sistema che assicura la qualità, la sicurezza all'interno del cantiere. L'impresa asseverata a parte che gode del premio INAIL, ma soprattutto è un'impresa organizzata bene a livello di sicurezza, tutto quanto viene impostato e soprattutto le responsabilità diventano chiare. Questo Quindi è molto importante perché quando tu sai che la responsabilità è tua su un determinato, stai anche molto più attento. Assolutamente. Ecco, siamo la regione d'Italia col più alto numero di asseverazioni, ne abbiamo circa 20 nel Veneto e in tutta Italia saranno una 70. Siamo proprio quelli, abbiamo lavorato molto e qua l'INAIL ci ha dato una mano e ce la sta dando ancora, proprio perché lavoriamo anche con l'INAIL, stiamo lavorando bene con lo SPISAL, stiamo lavorando bene perché lavoriamo assieme. Non è più l'INAIL che controlla, stiamo lavorando per formare e per aiutare le imprese e i lavoratori. Deve essere una cosa scontata per noi la sicurezza. Dovrebbe essere, e sì. stiamo facendo cultura perché questo avvenga nel Quindi Veneto. voi lavorate in collaborazione con le aziende rappresentate sì. dall'ANCE o Certo. anche no? Ma Anche no. anche no. Abbiamo visitato veramente tante imprese. Le dico che vengono presso la nostra scuola, sono state l'anno scorso circa 900 imprese. Sono tantissime. Sono tante. Quindi vengono persone che anche già sono nel mondo del lavoro sostanzialmente. Sì. Soprattutto. Soprattutto. Questo è gratificante perché la formazione che noi facciamo, io adesso prima parlavo di prima formazione e voglio dirle una cosa, la cosa bella che noi abbiamo, che anche ogni anno facciamo una programmazione per presentare il corso alla Regione e ogni anno i percorsi formativi sono cambiati a seconda delle esigenze. I nostri ragazzi di 15 anni sanno cos'è il BIM. E che cos'è? È un sistema di progettazione completamente tridimensionale, completamente diverso dal CAD che c'era prima e che dovremmo adeguarci tutti, mi pare... Entro il 2000, con una scaletta progressiva sull'importo dei lavori fino al 2025 dove sarà il 100%. Utilizzato nelle aziende? Sì, obbligatoriamente. Nelle aziende, nel pubblico? Appalti pubblici, che è quello che fa il trend praticamente. Sì. Possiamo spiegare cos'è? Quindi noi stiamo lavorando proprio perché i ragazzi abbiano già in testa questo sistema che non è più quello esclusivo della parte edile, ma riguarda anche gli impianti, riguarda... Quindi un adeguamento dei programmi sostanzialmente, siete molto un po' all'avanguardia per seguire come si evolve l'azienda, la tecnologia applicata per preparare queste nuove figure. I nostri ragazzi visitano i cantieri, vanno all'estero, fanno dei percorsi presso altre scuole edili e presso altre aziende. Quest'anno siamo andati in Spagna. Bellissimo questo. Lo SPISA non è altro che l'ennesimo ente di riscossione delle multe. Non è forse proprio così, perché lo SPISAL, per dire, assieme all'INAIL, hanno messo a disposizione proprio parte di quelle multe per fare formazione con noi. Quindi è un cambio di mentalità. Ma la multa viene a chi non rispetta determinate norme. A chi non rispetta determinate norme. Noi vogliamo lavorare preventivamente perché non ci siano le multe, perché se lavoriamo prima sappiamo bene quali sono, quali regole devo rispettare e deve essere cultura, non esiste che non sia così. Ma io credo che insomma siamo abbastanza avanti noi nel Veneto in questo. Io sono andata a visitare personalmente dei cantieri a Berlino
assieme con il gruppo ANCE, e veramente insomma siamo stati contenti perché abbiamo visto che non è tutto oro quel che luccica, quel che è fuori, che dal punto di vista della sicurezza devo dire che siamo avanti. L'importante appunto è recepire queste conoscenze, trasmetterle, farle proprie, cultura propria, quindi un modo di vivere anche diverso, vivere il lavoro che è fondamentale. E dopo il fatto di metterci insieme, noi della formazione, con lo SPISAL, con l'INAIL, di parlare tutti allo stesso modo, di proporci in maniera positiva, non punitiva, è molto importante. Assolutamente, deve aggiungere qualcosa a questa questione? Purtroppo ci scontriamo con una mentalità nella sicurezza, soprattutto dei più anziani, che sono troppo facili. Okay? Perché ci sono tanti incidenti. Allora, però vi assicuro che un cantiere, se impostato in una certa maniera, ha dei livelli di sicurezza molto elevati. Se poi qualcuno prende delle scorciatoie, che molto spesso sono gli operativi in cantiere, non è una scelta dell'imprenditore. Però ci deve essere un controllore, no? Assolutamente. C'è un responsabile della sicurezza. Assolutamente sì, preposti. Sulle micro aziende purtroppo questo diventa un po' difficile. Infatti. Però diciamo che il cantiere ha dei margini di sicurezza decisamente elevati, non pensiamo ai cantieri lasciamo stare quelli di 20 anni fa, 30 anni, cioè è un'altra cosa. Parliamo anche, le tecnologie sono pensate per lavorare in sicurezza, i modi di costruire le cose sono pensate per essere costruite e sviluppate con i livelli di sicurezza assolutamente appropriati. Insomma. Ma lì diventa proprio una forma mentis, credo che deve essere diffusa un po' ovunque, perché è vero, rispondendo a un altro messaggio che era arrivato poco fa, sono aumentate le morti bianche sul lavoro perché c'è più lavoro qui sostanzialmente, è vero, però non ci si aspettava che con la ripresa economica anche l'aspetto negativo aumentasse. E purtroppo sono andati in parallelo, quindi bisogna che certe cose vengano recepite dagli enti, dalle associazioni di categoria, è un percorso lungo, un percorso, un approccio culturale non dobbiamo mollare mai sulla sicurezza. No, perché altrimenti abbiamo dei risultati. I numeri, è brutto parlare di numeri, i numeri sono vite famiglie, sono destini che cambiano di persone. Noi con la nostra scuola abbiamo fatto i corsi per apprendistato per 230 ragazzi. E proprio perché li fanno da noi, che poi sono apprendisti che vanno in tutti i settori, ma noi battiamo molto sull'aspetto della sicurezza, perché è là, durante il corso dell'apprendistato, che formi il ragazzo. Dopo in azienda, anche là si forma, però in azienda c'è fretta, c'è da produrre, ma è proprio quando... E noi... sia l'anno scorso addirittura sia stato l'ente regionale che ha formato più apprendisti di tutto il Veneto. E comunque 230 anche quest'anno, e lo facciamo seriamente proprio perché ci crediamo che è proprio l'impronta la si dà quando il ragazzo è giovane. Assolutamente. Pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme.